Siamo in edizione straordinaria nuovamente. Avete visto che oggi nella nostra prima edizione abbiamo continuato con tutte le notizie perché il maltempo ha colpito, sta continuando a imperversare nella nostra regione. Ha iniziato a piovere ancora da ieri pomeriggio, una notte di pioggia e ancora la pioggia è ritornata copiosa nel pomeriggio intorno alle 16. Purtroppo si andrà avanti, il bollettino dell'ARPAV è pesante. Si continua con le piogge copiose, dunque noi ci colleghiamo per darvi in diretta tutti gli aggiornamenti. Sappiamo che le province più colpite in questo momento, quelle che stanno soffrendo maggiormente, sono la provincia di Padova e poi ancora la provincia di Verona. Tantissime le notizie, tantissimi gli aggiornamenti e sui social network esplode anche la rabbia di tanti cittadini che in queste ore hanno i garage e gli scantinati allagati. Diversi COC aperti in tutto il Veneto. Il primo ad essere aperto è stato quello di Vicenza, a seguire poi c'è stato quello di Padova in corso Australia. Questa mattina convocata la riunione presso la sede della Protezione Civile del Veneto a Marghera. Partiamo subito con un'ultimissima che ci porta invece nel Veneziano, nel comune di Mira. C'è stato il cedimento di una scarpata causato ovviamente dal maltempo. Siamo lungo la strada provinciale 27 tra i comuni di Mirano e Mira. In accordo con i vigili del fuoco, polizia locale e amministrazione comunale di Mira, città metropolitana di Venezia, è stata emanata un'ordinanza che istituisce un senso unico con direzione Mira verso Mirano, il divieto di transito per i mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate. Dunque comune di Mira nel Veneziano, il maltempo, senso unico alternato, divieto ai mezzi pubblici, strada provinciale 27. Ora con i contributi, primissimi servizi che abbiamo realizzato per voi ci portano nel Padovano, dove questa mattina c'era la nostra Chiara Gaiani, nella bassa padovana tra i comuni di Montagnana e Casale di Scodosia, scuole chiuse già questa mattina perché davvero le strade erano impraticabili. Allora partiamo con questa edizione straordinaria facendovi vedere le immagini che arrivano direttamente da Casale di Scodosia. Ieri sera avevamo provato ma non funzionava, adesso funziona e grazie a Dio stiamo riuscendo a filtrare tutta l'acqua, diciamo, nelle fognature. Lei vive da sempre qui e non era mai successo? Lei non ha mai pensato che il suo giardino potesse allagarsi? No, così no, una cosa impressionante così no, proprio una bomba d'acqua che non si è mai vista una cosa del genere. Stavamo cercando di raggiungere un allevamento di tacchini dove questa notte sono morti 9.000 animali, pensate, però guardate cosa ci siamo trovati davanti, la strada è completamente allagata, c'è un camion in panne, un vero e proprio disastro. Siamo veramente in una crisi molto importante, non è mai capitata in questo paese un'alluvione così importante, anche perché ha colpito un territorio molto vasto e noi avendo le valli che sono inigue, dunque le acque vanno tutte a confluire là e passano tutte per Casale, dunque siamo andati in crisi per questo. Avete scuole chiuse, strade chiuse, addirittura sfollati? In previsione sì, ci saranno degli sfollati che abbiamo, dunque colgo l'occasione per ringraziare la nostra casa di riposo che ha messo a disposizione delle stanze se ci sono necessità, e abbiamo 16 strade chiuse, 13 vie importanti, anche quelle più principali, e ieri era chiusa anche Piazza Matteotti, dunque una quantità di acqua così io non lo ricordo mai aver visto a Casale di Scodosia. Quante case avete allagate adesso, sindaco? Ma io credo siamo nell'ordine di qualche centinaio di case allagate. La protezione civile da stanotte e da ieri pomeriggio stanno consegnando sacchi di sabbia per limitare le entrate sulle case delle acque, e poi quando l'acqua calerà, grazie anche ai vigili del fuoco di Este, che abbiamo 2 squadre, cominceranno a pompare acqua sulle scantinati, ma questa non è una priorità, la prima priorità è quella di non fare entrare acqua sulle case. Chiede lo stato di calamità, tutto pronto? Lo sto firmando adesso.
Lo sta firmando adesso, dunque lo stato di calamità è la prima misura che possono mettere in piedi i comuni. Sapete che invece è stato dichiarato lo stato di emergenza, questa mattina lo ha dichiarato il presidente del Veneto Luca Zaia, e poi c'è stato un passaggio per il nostro Veneto, pensate anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi ve lo leggiamo, ma intanto vi facciamo vedere la situazione, ci spostiamo un po' più in là, restiamo nella provincia di Padova, siamo a Montagnana, anche qui scuole chiuse, sottopassi allagati per raggiungere Montagnana, che sapete essere una città murata molto antica. Vediamo il servizio. È diventato un lago il vallo che circonda le mura di Montagnana, un'immagine simbolo del disastro che si è abbattuto in questa zona della Bassa Padovana. Nessun danno al centro storico, la situazione è drammatica nel resto del comune a partire dalla strada regionale. Addirittura c'è un pezzo di strada di quella della circonvallazione che è ceduto. Sì, un pezzo di strada della circonvallazione che è una strada regionale, proprio dovuto anche ai tanti camion che passano, ma questa tanta pioggia, ha fatto sì che ha ceduto circa un 15-20 metri del ciglio proprio stradale della circonvallazione. Questo è il cuore di Montagnana, ma lei è una situazione disastrosa in tutto il comune. Ci fa un po' il quadro della situazione. La situazione per quanto riguarda questo qua, il vallo è stato, ma il centro è stato risparmiato. Grossi problemi li abbiamo qua nel quartiere Facchini, che è un grosso quartiere residenziale, tra parentesi dove che abito io, anche c'è mia madre di 95 anni che ha il garage pieno d'acqua. I garage sono completamente pieni d'acqua. Il problema è anche che le fogne non riescono a tenere, quindi c'è anche un ritorno delle acque nere, e quindi questo dà, specialmente nei cantinati e soprattutto anche in cucina o nei bagni, il ritorno delle acque nere è veramente pericoloso. Dopo abbiamo situazioni critiche nelle frazioni. Scuole chiuse in tutto il comune, al lavoro senza soste i dipendenti del comune, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, i cittadini. Notte insonne anche per il sindaco. Stiamo predisponendo tutta dal punto di vista di carte, in modo da avere proprio la calamità naturale. Allora, noi restiamo nel Padovano. Questa mattina 2 frane sono cadute, una ad Arqua Petrarca, una invece a Monselice, interrompendo parzialmente le strade. Al lavoro subito i tecnici comunali e protezione civile. Danni soprattutto nella zona dei Colli Euganei e nella zona termale. Nella zona termale nella notte è stata parzialmente allagata una casa di cura. Anche qui fortunatamente si è intervenuti, non ci sono stati danni ai macchinari. Facciamo il punto nel prossimo servizio e andiamo ad Abano Terme. I colli feriti, zuppi di acqua, una quantità enorme, quella caduta in poche ore in piena notte a Teolo. La situazione più critica in via Calti Pendice, dove il presidente del Parco Colli, Alessandro Frizzarina, ha effettuato un sopralluogo. È stata una notte veramente drammatica qui sui Colli Euganei, in quanto in pochi minuti si sono riversati nel terreno 110 mm di acqua e di detriti. I comuni più colpiti sono oltre Teolo, qui ci troviamo via Calti Pendice, anche i comuni di Galzignano, di Rovolon, di Arqua Petrarca. Ci sono 15 frane ad Arqua Petrarca, 9 a Galzignano. Strade allagate, canali in sofferenza, anche a Rovolone e Vo. A Galzignano ci sono state 9 frane, 15 ad Arqua Petrarca, dove il comune ha disposto la chiusura di alcune vie, via Montepiccolo, via Montericco, via Palazzina, via Montebignano e via Costa. A Monselice una frana ha invaso la strada proprio dietro la Rocca e uno smottamento di terreno è finito nella piscina di una villetta. Nel comune della Rocca le scuole sono state chiuse per tutta la giornata. Decine di volontari impegnati anche nella zona delle terme, con oltre 120 chiamate ai numeri di emergenza. Consigliamo a tutte le persone che hanno seminterrati, garage, a evitare di posizionare auto, oggetti di valore all'interno dei seminterrati o dei sotterranei. Ad Abano l'acqua è arrivata anche nella parte interrata della casa di cura, strade allagate anche nel quartiere di Giarre. Allora, il primo cittadino, l'avete sentito, Federico Barbierato, ha incontrato altri sindaci con un incontro in prefettura convocato intorno alle 15 oggi pomeriggio, proprio per fare il punto, per segnalare la situazione. Sapete che la prefettura, come organo del Ministero degli Interni, è il primo contatto
contatto, il primo contatto che fa arrivare, come dire, le notizie al governo dei sindaci che si sono adoperati per tutta la notte e anche in mattinata per cercare di portare, come racconterà anche lo stesso Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, sacchi di sabbia ed aiutare le popolazioni in difficoltà. Intanto andiamo a vedere su Padova che cosa è successo, poi vi faremo vedere un video, il video postato sui social network che diventano sempre in questi casi un'importante cassa di risonanza, riescono a dare voce ai cittadini di una persona che in canoa si è mossa in piazza ad Este. Ma intanto facciamo il punto per la situazione di Padova e poi ci collegheremo anche con il vice sindaco per vedere ad oggi, in questo momento, con le piogge che sono tornate a scendere copiose, com'è la situazione. La strada si è riempita d'acqua, per cui era come un fiume in piena, nel senso che arrivava più o meno al ginocchio. Nel frattempo qui era già diventata una piscina, ha spinto di là nelle bocche di lupo, per cui si sono riempite le bocche di lupo che con una certa velocità sono arrivate praticamente a saturarsi e dunque hanno sostanzialmente, diciamo nel caso del mio vicino, sfondato una finestra e quindi la pressione dell'acqua poi ha anche sfondato il muro di tramezzo tra le nostre case. Mezzanotte 40, via Guasti e la Guizza si trasforma in un fiume. Il racconto di una residente che si è vista entrare l'acqua in casa nella zona del seminterrato. Quello che si è abbattuto su Padova mercoledì notte è stato un temporale senza precedenti, come ha spiegato il vice sindaco Andrea Michalizzi. Abbiamo subito un evento meteorologico, un temporale eccezionale. I dati ci dicono che è un evento che ha tempi di non ritorno di 100 anni, quindi eventi che si verificano con questa cadenza. L'ultimo grosso evento avuto in aprile, gli impianti idrovoli del consorzio pompavano 800 metri cubi al secondo. Con l'evento di questa notte ne hanno pompati 1800, quindi questo dà la dimensione e anche la proporzione rispetto a un evento che l'altra volta avevamo considerato un evento molto importante. 90 mm di acqua in un'ora e mezza hanno mandato in sofferenza canali di scolo e canalette che non sono riuscite a far sfogare l'acqua. Almeno 25 le strade allagate in città, a Brusegana il bacino di laminazione si è riempito e via Santi Fabiano e Sebastiano si è allagata. Anche nell'area di Borgo Peano, in zona Montà, strade scantinate sott'acqua. Questa mattina come vi siete svegliati? Beh, non siamo mai svegliati perché non siamo mai addormentati, per cui abbiamo rivissuto l'incubo della settimana scorsa, del 2 maggio, con 1,5 metri d'acqua all'interno di Taverna e Garage e ci rimbocchiamo le maniche, come sempre. Ci può mostrare com'è il suo garage, la sua taverna? Beh, non c'è l'accesso perché è ancora chiusa e tenga conto che c'è un piano seminterrato, parte del garage e parte taverna. Per evidenti motivi non vi faccio entrare perché tengo fuori il più possibile la sporcizia. Stiamo cercando di aspirare con mezzi nostri perché capisco, le emergenze, protezione civile e vigili del fuoco sono impegnati altrove. Sottopassi allagati con auto rimaste ferme a Rio, Travolta Barozzo e Ponte San Nicolò e in zona stadio. Qui alla fine di Via del Cristo tra Volta Barozzo e la Guizza questa è la situazione più critica, il sottopasso di Via Candiano completamente allagato, impossibile transitare, la strada è stata chiusa. Alla Guizza allagata anche Via Fondà, l'Enel ha lavorato tutto il giorno per ripristinare la corrente che manca ancora in alcune zone tra Volta Barozzo e Forcellini. Pompe dallo scaricatore di Canordio e Limenella in funzione per scaricare l'acqua nei fiumi, ma si guarda con apprensione alle previsioni critiche per tutta la serata e per la piena del Bacchiglione che dovrebbe arrivare per mezzanotte e che le stime del Genio Civile definiscono importante. Allora, siamo tra i comuni ora del Veronese, Cologna, Veneta e Ziminella, con le immagini che vedete che arrivano direttamente da Drago 153 del reparto volo di Venezia, che è passato sopra l'abitato e i suoi dintorni di Cologna Veneta per monitorare i numerosi allagamenti che hanno coinvolto anche il comune di Zimella. Le immagini sono quelle che vedete e documentano la rottura dell'argine del fiume Gua sotto la pressione dell'acqua tra i due comuni veronesi. Nei
nei due centri numerosi allagamenti che hanno coinvolto principalmente le campagne, ma anche alcune aziende. L'acqua si è poi riversata nel fiume Fratta, che a sua volta ha creato un piccolo cedimento senza grandi conseguenze. Le conseguenze maggiori, lo potete immaginare, sono anche per gli agricoltori che in questo momento stanno già contattando le diverse associazioni di categoria per segnalare i vari disagi che ci sono stati. Sentiremo tra poco anche il presidente Carlo Salvan, che è intervenuto con noi nel corso della prima edizione, che ha raccontato come stiano arrivando già le prime segnalazioni e come, per quanto riguarda gli allagamenti subiti nelle campagne del Veneto dei mesi scorsi, ancora nessun risarcimento sia arrivato. Mese di maggio, mese di colture, mese di seminativi e dunque un mese particolarmente delicato per l'agricoltura del Veneto che era presente con una grande delegazione, è stata presente in Europa ed era presente anche alla fiera dei trasporti e della logistica per battere i pugni e chiedere che la transizione energetica avesse un occhio di riguardo soprattutto per i piccoli imprenditori, i piccoli agricoltori, piccoli e grandi agricoltori del nord-est. Dunque avete visto, Coldiretti ha lanciato già un primo allarme, la conta dei danni ha iniziato a farla anche già il presidente del Veneto Luca Zaia questa mattina, con a fianco l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin nel punto stampa convocato in mattinata. Allora facciamo il punto, vediamo di capire che cosa è stato detto. L'emergenza c'è e ricordo che il Veneto purtroppo è in allerta rossa. Onestamente un'alluvione a metà maggio non è che ce l'aspettavamo, perché tale è, e siamo in un momento di oggettiva difficoltà. Per questo la Regione ha aperto l'unità di crisi e dichiarato lo stato d'emergenza. Quindi entriamo ufficialmente in quello che è, diciamo, il protocollo operativo di un'alluvione vera e propria. Abbiamo la Bassa Padovana, abbiamo la zona del Vicentino, una parte della provincia di Verona, e quindi insomma fenomeni che sono distribuiti soprattutto in queste zone. Troppa acqua caduta in poche ore, tanto da rendere necessaria per la prima volta l'apertura di tutti i bacini di laminazione. Un autentico disastro, mai abbiamo messo in funzione tutti i bacini di laminazione. 6 bacini in funzione, 5 in provincia di Vicenza, 1 in provincia di Verona, che è la Colombaretta, e dà la dimostrazione dell'intensità della pioggia. In poche ore tanta acqua, abbiamo raggiunto una punta di 229 mm, se non avessimo avuto i bacini oggi avremmo i gommoni in giro per Vicenza invece che le auto. I modelli previsionali dicono che l'allerta non è finita, almeno fino alle 14 di venerdì. Abbiamo centinaia di situazioni di allagamenti, quindi di frane, dissesti, e soprattutto non è ancora terminata l'ondata di maltempo, perché per le prossime ore sono previste precipitazioni cospicue sia in aree che non sono state interessate ieri, sia in aree che invece sono già state stressate nella giornata di ieri. È previsto che i fenomeni meteo interesseranno anche la parte che ieri è stata risparmiata, quindi la parte orientale del Veneto, diciamo provincia di Belluno, provincia di Treviso, provincia di Venezia. Però ci ricordiamo anche, dobbiamo ricordarci anche del fatto che comunque la provincia di Vicenza, Verona e la Bassa Padovana sono state molto stressate, quindi anche se dovesse piovere meno di ieri ovviamente l'attenzione deve essere massima. Ecco perché la raccomandazione ai cittadini è di avere la massima attenzione, prudenza e soprattutto stare lontani da argini e fiumi. Noi ci fermiamo con questa edizione straordinaria, dopo di noi il telegiornale di Vicenza, il telegiornale di Treviso, e saremo ancora in onda con l'edizione straordinaria al termine dei notiziari per aggiornarvi con ospiti, con collegamenti dalle redazioni. Grazie per averci seguito, arrivederci.